Competere per continuare a crescere. È stata questa la parola chiave dell'Assemblea Generale di Confindustria Veneto Est, tenutasi al Centro Congressi di Padova. Un momento importante perché ha sancito la fine del mandato presidenziale di Leopoldo Destro. Io penso che non abbiamo avuto momenti facili in questi ultimi 4 anni, ma è stata questa anche uno dei motivi che ci ha spinto a metterci insieme, ad unirci, a unire 2 grandi associazioni con 4 province per affrontare un mondo che diventa sempre più complicato e cercare di avere una visione comune che vede le aziende sicuramente unite, ma io penso che le sfide future si devono affrontare tutti insieme. A subentrare nel ruolo di presidente è Paola Carron, asolana di nascita ed attualmente alla guida di Carron SpA, tra le prime 20 società in Italia per le grandi opere civili e infrastrutturali. Io sono presidente di una nuova associazione, questa è la prima elezione, rappresento più di 5.000 aziende, quindi sicuramente uno degli obiettivi sarà quello di affiancare le aziende con servizi innovativi e adeguati. Il secondo tema è quello che riguarda al coinvolgimento dei territori e il terzo è il potere della rappresentanza. Abbiamo una forza tale che dobbiamo sederci ai tavoli, riuscire a firmare accordi, trovare proposte da portare avanti assieme al territorio e per il territorio. Ma l'Assemblea è stata l'occasione anche per celebrare il costante impegno delle industrie venete, capaci di tornare a competere nonostante i difficili anni trascorsi. Le aziende si sono tirate fuori da crisi paurose, vedo che stanno ristrutturando, vedo che stanno investendo, vedo aziende che continuano a lavorare perché, come diciamo sempre noi, dopo la pioggia viene il sereno. Pensare che i nostri imprenditori non abbiano ben chiaro che per produrre bisogna essere sostenibili e rispettosi dell'ambiente vuol dire essere fuori dal mondo, quindi i nostri imprenditori sono green e sanno bene cosa vuol dire green. Presenti all'Assemblea di Confindustria Veneto Est anche i ministri Antonio Tajani e Anna Maria Bernini per focalizzare lo stato di salute delle imprese nel territorio, proiettate alle sfide del futuro e nella cruciale valorizzazione dei più giovani. È vero che c'è qualche segnale preoccupante legato soprattutto alla situazione dell'automotive in Germania e questo ha provocato contraccolpi negativi in alcuni settori del nostro comparto industriale e qui è giusto dare delle risposte a quei settori, compresi il Veneto. Io penso dovremmo puntare sempre di più sull'export. Direi che è un ecosistema, ognuno deve fare la sua parte, ognuno ha la sua porzione di responsabilità positiva. Devo dire che Confindustria Veneto Est è partita benissimo, bisogna trattenere i cervelli o bisogna fare in modo che i cervelli vadano all'estero e abbiano ragioni per tornare.